I gatti vedetta sull'albero. Cosa fai? Vieni. E vieni anche tu. Dai. Voi non siete normali. Ciao! Chi viene a farsi le coccoline? Chi viene a fare 2 coccole? Vieni tu? Facciamo 2 coccole? Vieni! Ma dove vai? Vieni qua che facciamo 2. Sei tu che ti fai coccolare, vero? Sei tu, vero? Sì che sei tu. Ciao. Ciao. Sei tu che ti fai fare le coccoline. E certo. Eh? Cosa c'è? Dove andiamo? Dove? Ma io devo andare via. Io devo andare via. Micetto? Ciao ciao. Ciao, bellissimo. Vieni qua. Bellissimo. Oh, mamma mia, come sei bello. Sì, sei bello. Tu non sei abituato al telefono, lo so. Oh, che bel mito, eh? Vero Ti? Abbandonati a voi stessi. Che personaccia, vero? Non dico altro. Ciao! Chissà sa. Vero? Ah, sei arrivato anche tu? Lui si fa fare le coccole sempre intorno, invece l'altro o l'altra, non lo so, è più paurosa, non lo so. Vieni qua. Mamma mia, che bello. Amore. Io devo andare a casa, sai? Eh sì. Facciamo 2 coccole alla pancia? Dai, 2 alla pancina. No, io devo andare però. Adesso chi va più via qua? Chi? Io? C'è 2 coccole qua sotto alla pancia? Dai, 2 coccoline. Qua sotto. Sì, qua sotto. Dai. I morsichini. Che dolcezza. Che è una dolcezza. Ecco, ci si spegne sempre la luce. Vabbè. Ciao. I botte. Mato. Ciao. E facciamo le coccole, sì. Guarda qua. Coccolo cat. Ma io devo andare a casa. Micio, io devo andare a casa. Un patatino. Sì, un patatino, sì. Sì, un patatino. Ciao. Io vado, adesso devo fare tutta una corsa, vero? Se non mi segui. Ciao. Che bella ciccia che vedo. Guarda lì. Posso toccarti la ciccia? Un po' qua. Sì. Dai. Dai, un po', facciamo un po' di coccole. Qua così. Chi è? Ciao Arthur! Ciao piccolo Arthur! Ehi! Ciao bellissima! Chi c'è qui? Ciao Wally! Buongiorno e buongiorno, buonasera! Ciao piccolo Wally! Bellissimo! È un incubo ogni volta andare via con tutti questi gatti perché sono tutti che vogliono le coccole e mi seguono. Ok, sono arrivata alla macchina, non c'è nessuno dietro di me. Boh, una volta salita dovrei essere tranquilla. Dovrei, non ne sono sicura.
Infatti mi tocca sempre guardare dagli specchietti se li vedo, poi dalla telecamera, che si vede malissimo sta telecamera, ma insomma qualcosa si vede. E boh, dai, vado a casa perché è tardi ed è ora di cena. Allora, sì, il fuoco è già acceso. Devo ancora fare il lavoro del cambio tela del divano, devo tirare giù quella roba e piegarla, sì, però ho già pulito casa, è meno 20 alle 3 e beh, qua ha finito, però adesso aspetto 5 minuti che vada un attimo via il vapore da solo, insomma che esca un po' naturalmente. E quello è minestrone, semplice minestrone, ci ho messo la pasta, l'ho preparato ieri sera e oggi ci ho aggiunto la pasta, bon, ed è cotto. E quello è pronto. Ho gli occhiali sporchissimi, vabbè. E il sole sta per tramontare. Ah, devo andare a chiudere le finestre, ecco cosa devo fare. Ho messo ad andare la lavastoviglie, lì ho dei pacchi per terra. E devo aprirli. Qua intanto chiudo solo, poi gli scuri li chiuderò dopo. Come mi sto trovando bene con queste maglie di Shein. Wow, cioè, perché l'anno scorso non le avevo comprate? Ma è una meraviglia, mi sto trovando benissimo. Questa è anche un po' sporca qua, sì. Me le sporco sempre. Poi quando faccio fuoco mi sporco sempre il braccio e anche ho visto nel video, 2 video fa, non mi ricordo, ho visto che ero sporca, cioè avevo la maglietta sporca. È perché facendo fuoco mi appoggio là dentro sul metallo che è sporco e così. E il risultato è questo, cioè mi sporco sempre le maglie. O la pelle o le maglie. L'altra sera mi ero ustionata qua il polpastrello, ma scema io, l'altra sera era pomeriggio, ho messo il dito sul ferro bollente, ma cioè non sono normale. E infatti adesso ho tutta la pelle, ho messo sotto l'acqua, ma ho tutta la pelle, cioè è diversa rispetto al resto. I vetri non li ho ancora puliti, infatti fanno veramente schifo. Sono indecenti, no, non ve li faccio vedere perché sono anche peggio dell'altra volta, sono proprio indecenti. Sto già pensando cosa fare per cena stasera. Sapete che non lo so, non ne ho la più pallida idea. Adesso sto qua con voi così e apro i pacchi, però tolgo quella roba, forse è meglio. Oh, ma che ben. Allora, comunque sono contenta perché prima stavo notando, ma anche i giorni scorsi notavo che proprio ho la pancia, cioè si vede proprio il rotolino di grasso, ma è molto più sgonfia rispetto a un mese fa o 2 mesi fa, quando ho iniziato. Quando è che avevo iniziato questa alimentazione? A novembre, fine novembre più o meno avevo iniziato, barra inizio dicembre. E sì, ho visto una grossa differenza. Ve la tirerò, non so, ne parlerò praticamente in ogni video, credo, però veramente è stata una cosa che io non avrei mai pensato, nonostante comunque io mangi i miei dolci, li mangio anche cibi che mi gonfiano la pancia, fagioli, ceci, ecco, verdure particolari, io mangio lo stesso perché comunque seguo un'alimentazione abbastanza, oddio, varia non tantissimo, però cerco di inserire tutto ogni pasto e quindi mangio anche cose che mi fanno un po' di mal di pancia, pazienza, però ho visto che è proprio cambiato, sta cambiando il corpo. Va bene, apriamo i pacchi. Allora. Ah sì. Questa è la custodia. Allora, apro una parentesi, Nintendo, questa è per la Nintendo. Cioè, Animal Crossing è una droga. Io ho iniziato a giocarci e mi annoiava, perché l'inizio è noiosissimo, cioè è una cosa pallosissima. Adesso che sto andando, c'è il riflesso dell'orologio sul muro, Peppe non se n'è accorto. Adesso che sto andando invece avanti, è cambiato proprio, è una droga, io sto ore attaccata alla Nintendo. Allora, questa è proprio la sua custodia, non originale. L'ho presa su, ecco, ha visto il riflesso.
No, Pepe, guarda dov'è. Aspettate, Dov'è? No, c'è dov'è. Guarda. Vai, vai. Guardalo. È là, è là. Vai sul tavolino. Niente. Vabbè, comunque, non so cosa stavo dicendo. Non ho preso l'originale. Ne ho presa una X su Amazon. Carina. Caspita. Allora, praticamente com'è fatta? Ha questo scomparto con cernierina. All'interno ci sono i copri cosi Joy-Con, come si chiamano? Vabbè, i copri quelli là, neri. Sono carini neri. Poi ci sono questi per coprire i... Avete capito, no? Qui c'è anche un cavo. Penso sia un cavo per ricaricare. Ok, poi ci sono una e una due porta giochi nel senso le schedine. Nello scomparto qua sotto c'è la cover per la Nintendo. Allora ci sono questi così e poi ci sono quelli trasparenti, sono un po' più rigidi, cioè questi qua sono in più o meno silicone, però non è quel silicone che si appiccica tantissimo lo sporco, almeno non sembra. Non è quel silicone per intenderci delle tortiere ad esempio, delle cose per la cucina, ecco, no. Pepe che cerca il riflesso, guardalo là, guarda. No, lì, aspetta, lì, Bobby. No, sul muro. Poi ci sono le salviettine per pulire lo schermo, perché c'è anche un vetro per lo schermo. E qui c'è la custodia, la cover trasparente per il retro e l'altro pezzo di cover per il joystick. E lo chiamo joystick, in realtà non si chiama così. Ecco la tela rotta. Guarda, Bubi. Andate a guardare il muro. Guarda su. Guarda su. Pepe, guarda su. Guarda su. È notte. Guarda su. Guarda su. Guarda lassù. Però è lassù, Mumi. Su. Vediamo che salto che fa. No, non salta. Con lui è sempre così, con tutti i riflessi, anche quelli delle posate, cioè è una cosa allucinante. Tutte le cose che vi farò vedere adesso le ho prese con il regalo dei miei che mi hanno fatto il buono Amazon. Ho comprato anche il tonno, questo è quello con meno olio, e questo è Auriga. Io vi devo dire, non mi dispiace come tonno, e infatti lo compro sempre su Amazon questo, perché mi conviene prenderlo là rispetto a comprare il tonno nei negozi, cioè ha dei prezzi improponibili. E poi tra l'altro alcuni non mi piacciono proprio come gusto, e quindi prendo su Amazon e prendo sempre l'Auriga. Ho preso 1, 2, 3, 4, 5, 6 confezioni da 3 lattine ciascuna, quindi non lo sto mangiando tanto ultimamente, c'è nella dieta, è previsto, però cioè, una lattina di queste per me è già troppa. 3 scatole da 60 grammi, io in realtà potrei mangiarne molto di più, ma io già solo una scatola di queste mi riempie, io non riesco a mangiare di più. In alternativa potrei mangiare il pesce fresco,
o quello congelato al naturale, insomma. E lì sarebbero 250 grammi, ma anche lì 250 grammi per me sono troppi, perché lo devi accompagnare comunque con una verdura e con un carboidrato. E quindi diventa un piatto veramente importante. 250 grammi di pesce per me è tanto, cioè per il mio stomaco è tanto. E per il mio stomaco è tanto anche una scatoletta di tonno, una misera scatoletta di tonno. E passo al terzo pacco, che in realtà è una busta, se mai si aprirà, perché è semplicemente il caffè di Caffitali. Siccome avevo questo buono, ho preso semplicemente la lettiera per i gatti, quindi ho preso cose utili, a parte la roba per la Nintendo, però alla fine ho preso caffè, tonno e lettiera per gatti e l'extra della Nintendo, basta. Insomma dai, l'ho speso bene questo buono, non ho preso cavolate. Bene, adesso pranzo, visto che sono le 3 quasi. Sì, devo andare a aprire la pentola a pressione perché altrimenti... Qua c'è un casino per terra. Dopo devo sistemare tutto quel caos. Sì, devo far uscire il vapore e mangiare e mettere legna nel fuoco.